inutilizzati nel cuore di Venezia. Il presidente della municipalità di Venezia lancia l'allarme per l'assenza di progetti sul futuro dell'ex tribunale di Rialto. Trivignano si mobilita per salvare l'ufficio postale dalla chiusura. I residenti manifestano perché non venga tolto l'unico servizio rimasto. La settimana prossima un incontro tra Comune e Poste Italiane. A Venezia si scaldano i motori per il dopo Brugnaro. Il senatore meloniano Raffaele Speranzon si dice pronto a scendere in campo con la benedizione del coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Il docente universitario che ha effettuato l'autopsia sul corpo di Vera Slepoi, la psicologa scomparsa a giugno, ha chiesto un altro mese di tempo per completare la relazione. Resta il giallo sulle cause della morte. I costi dell'energia elettrica sono ancora elevati e servono politiche per ridurli, ma anche azioni di lungo periodo. L'appello arriva da Confapi Venezia. Le reliquie dei pastorelli di Fatima sono arrivate in laguna e giunte con un suggestivo corteo acqueo nella chiesa di San Salvador, dove il patriarca ha presieduto la messa pontificale. La prima edizione della Para Karate Cup si svolgerà domani alla Polisportiva Terraglio di Mestre. Ci sarà anche l'atletica paralimpica Federica Iacci-Majasco. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. E allora partiamo dal tema delle migliaia di metri quadri di pregio che risultano inutilizzati proprio nel cuore di Venezia. È il presidente della municipalità Borghi a lanciare l'allarme per l'assenza, dice, di progetti sul futuro, in particolare dell'ex tribunale di Rialto. Nel cuore di Venezia si è aperto un buco. Le sezioni civili del Tribunale sono state trasferite nella nuova cittadella della giustizia di Piazzale Roma. La porta del Tribunale di Rialto è chiusa da oltre un mese ed è una porta chiusa che apre una grande questione. Quale sarà il futuro di queste migliaia di metri quadri di pregio nel cuore di Venezia? Che anche l'attività giudiziaria avrebbe lasciato il centro della città lo si sa da parecchi anni, eppure per quest'area enorme non esiste ancora un progetto di destinazione certo. Marco Borghi è presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano. È chiaro che ci vuole una programmazione che è mancata in questi anni nella città di medio-lungo periodo, un'intensificazione delle relazioni di partnership. Penso alle fondazioni internazionali, a molte fondazioni internazionali che potrebbero trovare luogo dentro quell'edificio e portare quella produzione immateriale, intangibile, di cui Venezia potrebbe diventare capitale. Servono però delle politiche vere, reali e continuative. Rivo Alto è stato tra i primi nuclei abitati della futura Venezia e simbolicamente ha ospitato 3 dei pilastri su cui tradizionalmente si concentrava la vita di ogni città. Il mercato, la chiesa, il tribunale. Oggi altrettante vittime illustri della china che si è lasciata prendere alla città negli ultimi 30 anni. I banchi del pesce ce n'erano 18, ne sono rimasti 6, e banchi di frutta e verdura e licenze ce n'erano 54, ne sono rimaste sì e no 6. Anni fa, per riparare il campanile della chiesa di San Giacometo a rischio crollo, peraltro alla vigilia dei 1600 anni di Venezia, che secondo leggenda si basano proprio sulla sua consacrazione, la confraternita che lo ha in gestione si è dovuta mettere alla ricerca di donazioni private e sponsorizzazioni. Il comune non si è neanche fatto vedere con una telefonata, e questo lo sottolineo. Alle fabbriche nuove di Rialto, progettate dal Sansovino nel 500 per ospitare uffici commerciali e botteghe, il tribunale arrivò nel 1871 dopo un lunghissimo restauro, partito con la firma di Francesco Giuseppe I d'Austria e terminato sotto Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Il timore è che ora la storia finisca con un nuovo albergo o l'ennesimo museo. È stata una delle mie prime, chiamiamole, esternazioni a inizio consigliatura, perché era evidente che ormai il destino di quell'edificio era segnato. Adesso bisogna capire come e quanto riempirlo. Anche in virtù del vicino all'Oggetta della pescheria, che da anni è vuota, un progetto di riqualificazione e di rigenerazione di quest'area sarebbe di gran beneficio per tutta la città. È ottimista? Moderatamente. Trivignano invece si mobilita per salvare dalla chiusura il suo ufficio postale, con i residenti che manifestano perché non venga a mancare l'unico servizio rimasto. Trivignano aumenta la popolazione ma diminuiscono sempre più i servizi. Non abbiamo macelleria, non abbiamo il fruttivendolo, a Gennarino ci sono 3 banche, qui non c'è neanche una. Non c'è, manca tutto quanto.
Dino Chinellato ha 94 anni e oggi ha manifestato assieme a tanti suoi concittadini perché da Trivignano non vada via l'unico servizio rimasto, l'ufficio postale. Sono contenta che ci siano tante persone perché la prossima settimana, ci è stato detto, ci sarà un incontro del sindaco e i suoi collaboratori che incontrerà i rappresentanti delle poste e spero che questa risposta così forte sia un bel biglietto sul tavolo delle trattative. Emanuele Zanatta è consigliera comunale per il Partito Democratico. Racconta che il responsabile delle relazioni istituzionali del Nord-Est di Poste Italiane le ha detto che a Roma la direzione nazionale sta valutando spese e operatività dell'ufficio, valutazione che potrebbe portare ad una sua chiusura definitiva. È stato prescritto di andare a Zelarino. Ecco, Zelarino per tanti di noi rappresenta un ostacolo perché Trivignano e Zelarino sono divisi da un cavalcaferrovia e un sottopasso che in questi giorni, tra l'altro, è allagato. Intanto l'ufficio postale è chiuso da luglio dopo una tentata rapina che ha lesionato infissi e parte dell'immobile. Le poste in questo periodo stanno facendo delle iniziative mediatiche che parlano di territorio. Allora, o ci scordiamo del territorio o vogliamo fare una globalizzazione delle poste. Qui non si tratta di cose facoltative, accessorie, qui stiamo parlando di un servizio che è necessario. Il rischio di chiusura dell'ufficio postale di Trivignano apre poi un discorso più ampio che chiama in causa anche i problemi di spopolamento del comune di Venezia. Quest'anno ad Asseggiano non parte la prima elementare e questo scoraggia chi vuole abitare in quella zona là perché pensa al suo futuro come potrò portare i miei figli a scuola. Cioè la presenza di servizi è strettamente collegata al tema della residenza. Ora veniamo alle elezioni comunali di Venezia perché il segretario regionale di Fratelli d'Italia De Carlo è pronto a sostenere la candidatura di Raffaele Speranzon. Io se fosse Speranzon il candidato che decidesse del candidato mi trasferirei a Venezia a fargli la campagna elettorale, mi pare evidente. Se fosse necessario, il segretario regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo è pronto a trasferirsi in Laguna per sostenere la corsa di Raffaele Speranzon, primo cittadino di Venezia. La dichiarazione di disponibilità ad accettare un'eventuale candidatura a sindaco espressa dal coordinatore cittadino del partito ha di fatto aperto la campagna elettorale per la successione a Cafarsetti, una carica per la quale Speranzon, 53 anni e una solida carriera politica alle spalle, oggi è vicepresidente vicario al Senato del gruppo di Fratelli d'Italia, è pronto. Raffaele è mio amico da tutta la vita, è sempre stato pronto a qualsiasi cosa il partito gli abbia chiesto, quindi non mi stupisce che sia pronto anche se gli dovessimo chiedere di fare il sindaco di Venezia. A me piace la classe dirigente così, che ha fame e voglia. Raffaele Speranzon è stato già candidato sindaco a Venezia nel 2005, allora c'era Alleanza Nazionale, raccogliendo il 6,5% dei voti. Politicamente si tratta di un'era geologica. Oggi Fratelli d'Italia si contende con il Partito Democratico il primato in comune, ma nel centrodestra la candidatura del sindaco a Venezia si inserisce anche nella scelta della presidenza regionale, in un quadro in cui peraltro non si sa neanche con certezza quando si andrà alle urne. Brugnaro è stato eletto la prima volta il 15 giugno del 2015. Secondo Speranzon, lo scenario più probabile è che si voti nella primavera del 2026. Ora la cronaca, la morte della psicologa Vera Slepoi, il docente universitario che ha effettuato l'autopsia ha chiesto un altro mese di tempo per completare la relazione. Non c'è ancora una risposta sulle cause della morte di Vera Slepoi, la famosa scrittrice e psicologa trovata morta nella sua abitazione di Piazza del Santo a Padova la mattina del 21 giugno. Il professor De Caro, docente universitario, ha eseguito l'autopsia il 26 giugno, ma in questi giorni, alla scadenza dei 3 mesi necessari per completare la relazione sull'esame autoptico, ha chiesto un altro mese di tempo e così resta il giallo sulle cause della morte della donna, 70 anni, originaria di Portogruaro ma da anni residente nella città del Santo. I familiari avevano presentato un esposto in procura sottolineando l'ottimo stato di salute generale di Vera Slepoi, a parte un fastidio legato all'operazione al ginocchio che aveva subito circa un mese prima della scomparsa. Il magistrato ha aperto un fascicolo senza indagati per omicidio colposo. È stato necessario per autorizzare l'autopsia e quindi occorrerà attendere ancora un mese prima di leggere nero su bianco le cause precise della morte. L'economia, da Confapi Venezia arriva l'appello per nuove politiche per ridurre i costi dell'energia elettrica. Il costo della corrente elettrica in Italia è tra i più alti d'Europa.
Un'azienda italiana paga il 70% in più la corrente di quanto non la paghi un'azienda francese, il 45% in più di quanto non paghi un concorrente tedesco e ben il 35% in più di quanto un'impresa spagnola paghi la corrente elettrica. L'Associazione delle piccole e medie industrie Confapi lancia l'allarme, ma soprattutto si appella al governo in questi giorni al lavoro per la messa a punto della manovra finanziaria affinché si trovino delle soluzioni al più presto. È una situazione che deve essere immediatamente analizzata, è una discussione che non può essere più rinviabile, è un allarme che il nostro Presidente nazionale Cristian Camisa lancia alla politica. È necessario un piano di ripensamento della politica energetica italiana che includa anche il nucleare. I timori più grandi riguardano le prossime settimane, quando le aziende si troveranno a far fronte, come negli anni precedenti, ai rincari. C'è bisogno di un gioco di squadra, continua Zecchinel, per evitare che le aziende siano costrette a delocalizzare, andando a produrre all'estero. E poi evidenzia il paradosso. Le aziende elettriche del nostro paese, che per la gran parte sono partecipate pubbliche, producono degli utili veramente incredibili, che sono in parte tornano nelle casse dello Stato e paradossalmente vengono investiti anche nel potenziamento di reti all'estero. Questa è una situazione per la quale urge un intervento politico in favore del sistema delle imprese. E intanto il Comune di Venezia ha pubblicato 4 bandi per il riuso degli edifici abbandonati. Sviluppare il territorio tramite il riuso e la trasformazione di edifici o spazi esistenti non utilizzati per creare opportunità economiche e sociali e proporre nuovi scenari urbani. È l'obiettivo della delibera del Comune di Venezia, che ha pubblicato 4 bandi. È un'occasione per non consumare suolo, per recuperare un tessuto abbandonato e dismesso e quindi continuare con una politica sempre di tutela dell'ambiente, ma soprattutto di riqualificazione. Con questi bandi si coinvolgono cittadinanza e imprese che potranno avanzare proposte di riuso entro il 31 dicembre. Saranno prese in considerazione quelle considerate più efficaci a massimizzare l'utilità per chi vive, lavora o transita in città, ponendo l'accento anche sui servizi al cittadino. L'obiettivo è anche quello di ottenere una mappatura aggiornata degli edifici in zona agricola non più funzionali alla conduzione del fondo, quelli produttivi dismessi e non utilizzati, e riqualificare le zone all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata ma in stato di degrado. Troverete nel sito del Comune di Venezia, nel sito dei bandi con il titolo del riuso, dove verranno descritti i 4 bandi per poter partecipare al recupero di questi edifici. Scadrà il 31 di dicembre di quest'anno e verranno prese in considerazione le proposte da parte della città. Premio Paolo Rizzi, la cerimonia si è tenuta nella Sala Grande di San Rocco a Venezia. Cronaca, cultura e società, 3 ambiti, 3 vincitori. Ad aggiudicarsi il 14° premio giornalistico Paolo Rizzi 2024 sono stati infatti il giornalista vice direttore del Corriere della Sera Federico Fubini, la scrittrice Melania Mazzucco e lo scrittore e attivista Semmi Basso. Grandissimo ringraziamento a chi ha organizzato questo evento, a chi dirige questo premio e poi il messaggio che do sempre, dunque l'importanza della ricerca scientifica, l'importanza di credere a quello che si fa, l'importanza di andare avanti anche quando sembra impossibile e quando gli altri dicono che è impossibile. Venezia è stata fin da quando ero piccola, insomma, la mia città del cuore, per la sua straordinaria unicità e per la sua bellezza e la sua fragilità. E l'idea di aver contribuito in qualche modo con i libri che ho scritto a divulgare forse un'immagine vitale di Venezia, viva, perché per me Venezia è viva, non è la città morente, insomma, di cui si continua a parlare, mi rende orgogliosa. Il terzo vincitore non ha potuto presenziare fisicamente. Sono appena partito da Kiev e dovrei arrivare domani mattina alla frontiera polacca. Mi scuso, ma ho passato questa settimana, ecco vi vedo tutti adesso, ho passato questa settimana in Ucraina dove sono stato a visitare alcune aziende. Per lui il premio è stato ritirato dalla nipote. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella Sala Grande di San Rocco a Venezia.
Ci fa piacere appunto che questo momento anche di premiazione rappresenti non solo un premio vero e proprio, ma anche un simbolo per riconoscere il lavoro di queste persone di eccellenza, quale esempio per tutti noi. Le reliquie dei pastorelli di Fatima sono arrivate in laguna e quindi alla chiesa di San Salvador. Si consolida sempre più il rapporto di fede, amicizia e devozione tra il patriarcato e la città di Venezia e la Madonna Pellegrina di Fatima. Le reliquie dei pastorelli di Fatima sono sbarcate nel pomeriggio in laguna, sono state collocate su un gondolone che dallo stazio di Valaresso a San Marco le ha portate fino alla chiesa di San Salvador, scortate da un nutrito corteo acqueo di gondole e imbarcazioni veneziane. Nella chiesa di San Salvador il patriarca di Venezia ha presieduto l'Eucaristia in un solenne pontificale. Così la comunità marciana, guidata da Don Roberto Donadoni, rinnova la propria devozione alla Vergine della Madonna Pellegrina di Fatima, dopo aver accolto lo scorso anno anche una copia della statua. Dopo l'evento che abbiamo vissuto l'anno scorso della Madonna Pellegrina, ora tocca ai due pastorelli. I due pastorelli perché Lucia ancora non è santa, mentre Giacinta e Francesco sono già santi. Abbiamo preso l'indicazione di Papa Francesco che ha chiesto di pregare quest'anno in vista del Giubileo. Noi abbiamo scelto i due pastorelli, Giacinta e Francesco, che ci aiuteranno a pregare. Le reliquie rimarranno in dono permanente alla città e alla comunità marciana. Tutto è partito dal gruppo di preghiera dei genitori che hanno perso un figlio, su indicazione anche di Papa Francesco. Saranno in giorni di preghiera, saranno in giorni di adorazione davanti all'Eucaristia, ma saranno anche momenti belli, soprattutto per coloro per i quali è nata questa iniziativa, che sono i genitori che hanno perso un figlio. Papa Francesco, in un'udienza del 2020, aveva chiesto proprio alle mamme di invocare la Madonna di Fatima per lenire il loro dolore. Lo sport adesso, domani la prima edizione della Para Karate Cup. 60 atleti, tra cui diversi campioni del mondo provenienti da 10 paesi, parteciperanno alla prima edizione del Para Karate Cup International Championship 2024, la competizione di karate riservata al settore paralimpico che si svolgerà nella palestra della Polisportiva Terraglio. Una disciplina molto inclusiva. È il messaggio che il CIP è impegnato a diffondere e a promuovere, e noi siamo davvero fortunati che nel nostro Veneto abbiamo società e tecnici assieme alla federazione, insomma, che ci aiutano a far conoscere questa disciplina. Domenica continua un percorso importante della Polisportiva Terraglio, non solo ma anche del Consorzio 3S al quale partecipa, in cui sostanzialmente noi celebriamo con una manifestazione bellissima uno sport inclusivo. La Polisportiva, su 11 discipline che promuove, 9 sono paralimpiche. La competizione arriva alla vigilia dei campionati mondiali giovanili di karate che si svolgeranno a Jesolo dal 9 al 13 ottobre. Domenica ci sarà anche la campionessa in carica della sua categoria. La mia sensazione prima di domenica è sicuramente sperare di andare a medaglia in casa mia e di augurare anche a tutte le mie avversarie una buona fortuna, sperando di vederle tutte quante sul podio. Mi raccomando! Altro evento invece per le giovani promesse della pallacanestro veneziana. Amicizia e agonismo, e all'insegna di valori che rappresentano cardini per chiunque inizi a praticare sport, che si è rinnovato in un luogo significativo del basket veneziano come il Palasport Gianquinto all'Arsenale, l'appuntamento senza fini di lucro promosso ogni anno dagli ex giovani giocatori dell'Unione Sportiva Castello. A canestro adesso ci vanno le nuove generazioni, un torneo under 13 per la categoria maschile e under 14 per il femminile, in una giornata che è stata anche quest'anno occasione di convivialità, magari ricordando nel caso dei più grandi l'epopea della società di Via Garibaldi. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.